Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il caro voli e la mobilità aerea dei siciliani continua ad essere l'argomento in agenda di Renato Schifani e di forte attualità tra le parti in causa e ha generato un vivace botta e risposta. Con le privatizzazioni si sono ottenuti risultati concreti ed evidenti che sono sotto gli occhi di tutti, ha detto il presidente della regione dopo le dichiarazioni di Scalia, amministratore delegato di GESAP, sul record di passeggeri siciliani. Incidente stradale autonomo questa mattina nella panoramica dei Templi ad Agrigento. Un uomo di 60 anni, mentre era a bordo dell'automobile per cause da accertare, ha perso il controllo della Fiat Panda e si è schiantato contro un muro. È stato trasportato in ospedale San Giovanni di Dio. Messina, è stato convalidato il fermo nei confronti del giovane che nei giorni scorsi ha scippato la donna di 71 anni mentre passeggiava lungo il viale San Martino in compagnia del marito e di alcuni amici. La vittima è stata avvicinata alle spalle e scippata con violenza della propria borsa. Il giovane era incappucciato e si è poi dato alla fuga. Gli investigatori hanno individuato il ladro, si tratta di un minorenne. Domani 15 dicembre, giornata soleggiata in Sicilia, si accantona almeno per un po' il maltempo e le condizioni meteo avverse. Le temperature si mantengono piuttosto elevate rispetto alla stagione invernale, con picchi fino a 24 gradi. Le province più fredde si confermano Caltanissette ed Enna, con minime di 10 e 9 gradi. E con questa notizia per oggi è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.